Rieccoci in studio, ora spazio alla terza lista di questa sera, che è la lista della Lega, una delle 5 che sostiene il candidato sindaco Giovanni Braido. Vi presento subito gli ospiti qui in studio. Abbiamo Giancarlo Scottà, buonasera, il capolista, ed Eleonora Riva, un volto nuovo di questo appuntamento elettorale. Buonasera. Come anche per le precedenti liste, anche ora potete inviarci le vostre domande via SMS o via WhatsApp al numero che vedete come sempre in sovraimpressione, 348 21 11373. Con la lista Lega abbiamo a disposizione 24 minuti, come sempre i 120 minuti diviso il numero delle liste che sostengono la coalizione, in questo caso 5. Allora, parto da lei, Giancarlo Scottà, ex sindaco della città, consigliere comunale uscente, quindi un volto noto a tutti i vittoriesi. Le chiedo perché la Lega ha deciso di sostenere Giovanni Braido come sindaco. Bellissima domanda. Allora, faccio una piccola memoria. Giovanni Braido ha fatto con me 10 anni a Vittorio Veneto, 99-2009, e in questa avventura, che è stata molto fruttuosa per ciò che abbiamo e che siamo riusciti a fare, cosa principale, abbiamo recuperato Serravalle da un catorcio di, come si dicono le pantegane in italiano, no, non importa, Ratti. ha una realtà molto bella e che fa lustro alla nostra città. Abbiamo anche preso un importante, diciamo, finanziamento, quel contratto di quartieri che ci ha permesso appunto di mettere a posto, e quindi con Braido, e se andiamo a vedere anche cosa abbiamo scritto nei manifesti, ricominciamo da qui. Perché? Perché ricominciamo da qui, da quando io ho terminato dovutamente, perché avevo fatto i 10 anni, c'erano molte cose che erano pronte per essere fatte. Sono passati 5, 10, 15 anni. Ti dico anche qual è l'oggetto in questione: il Palazzo Piazzoni. Il Palazzo Piazzoni, che tra l'altro io ho voluto molto, perché ho dialogato molto con un personaggio importante che vorrei anche dire ai sindaci che potrebbero essere al posto nostro. Se per caso tocca a voi, ricordatevi che Tito Tolot è stato un'anima del volontariato alle persone in difficoltà. Lui aveva creato dal nulla delle cucine, Del centro Piazzoni. E portava il mangiare a gente in case, che sono andato a recuperarne uno una volta in mezzo, era senza finestre, tutto nero l'ambiente e quant'altro. Ecco, con Tito Tolot, che abbiamo dialogato moltissimo, nei contratti di quartiere abbiamo inserito Palazzo Piazzoni, e quindi io sono qua oggi per poter recuperare quello che non è stato fatto, dei progetti che non abbiamo potuto finire. Dicendo una cosa però, è vergognoso che ci fosse tutte le opportunità per continuare a fare il progetto. Dopo 15 anni era già ora di restaurarlo. Abbiamo perso 15 anni della vita di Vittorio Veneto, che poteva essere a supporto di tutte quelle persone che ho detto prima, anche che trovavamo in appartamenti a metà montagna e quant'altro, e sarebbero state molto bene e sarebbero state seguite molto meglio. Quindi quest'idea di seguire Giovanni Braido stavolta lo metto in prima persona a fare il sindaco, e io lo supporterò per dargli un aiuto e dopo lasciarlo che prosegua da solo. Parliamo della lista della Lega, ci sono dei volti noti e anche volti nuovi. Lei, Eleonora Riva, ne è un esempio. Come si compone questa squadra della Lega che si presenta a queste amministrative? Assolutamente. Intanto un saluto a tutti i concittadini e concittadine. Per me è un motivo di grandissimo orgoglio essere qui e raccontare la mia storia, che è una storia che va molto in controtendenza, perché non sono originaria di Vittorio Veneto, però ho scelto di vivere qui. E è notorio il problema della denatalizzazione, del calo demografico. Invece è una cittadina della quale io mi sono subito innamorata, la frequentavo da giovane. Quelli che vengono dalla montagna si innamorano subito di Vittorio Veneto.
Quindi è un orgoglio nel volersi mettere in gioco e fare qualcosa per una città che ho sempre amato e che voglio ritorni un po' allo splendore che vivevo anni fa, quando ero un po' più giovane. Moltissime potenzialità, secondo me, io me la ricordo, la vivevo sotto il profilo naturalistico, enogastronomico, c'erano molte attività produttive, si scendeva a fare shopping, il teatro, il cinema, la cultura, però un po' mi è sempre sembrato ci fosse una mancanza di visione. Chi vogliamo essere? Chi vuole essere Vittorio Veneto? Mancanza di idea di città. Con la squadra di Braido abbiamo condiviso proprio questo tema. Dove vogliamo andare? Chi vogliamo essere? C'è la zona industriale, ci sono delle bellissime passeggiate, siamo veramente a 2 passi tra 3 perle che sono UNESCO, le Dolomiti Bellunesi, le colline del Prosecco, Venezia. C'è un potenziale enorme anche in vista delle Olimpiadi e tra di noi abbiamo condiviso un po' una ferita aperta, che è quella di vivere in una città che ha delle potenzialità enormi e non le sta esprimendo. È una squadra che Giovanni Braido ha scelto, è una fucina secondo me di idee, perché ci sono persone di esperienza che servono sempre, persone giovani che ti danno quella freschezza, quella volontà di portare il giovane al voto. Sappiamo che i giovani, io lo dico da mamma perché ho scelto questa città per vivere, ma per crescere anche mio figlio, che tra l'altro frequenta un'eccellenza del territorio, che è l'Istituto Flaminio, e ho scelto questa cittadina per vivere, per crescere insieme a lui, quindi i giovani sono le persone migliori per parlare ai giovani, per parlare il loro linguaggio. È una squadra che ha competenze, anche se sono un po' passate di moda, mi permetta il termine. Tipo? Però ci vogliono anche le competenze, oltre alle belle idee. Ci sono persone che sotto il profilo, per esempio, culturale, hanno molte idee, hanno una rete di conoscenze che è fondamentale e sanno il fatto loro, hanno studi, hanno esperienza, hanno competenze, relazioni e questo è fondamentale in tutti gli ambiti della vita e tanto più a livello amministrativo. E un'altra cosa che abbiamo condiviso tra di noi, a me non piace chiamarle quote rosa, perché va tanto di moda pensare alla donna come serve la quota rosa, credo sia un po' démodé e anacronistico. La squadra di Braido è composta da molte donne, ma la donna non è una quota rosa, è un elemento qualitativo che apporta le competenze, anni di studi e tanta voglia di impegnarsi e di mettersi in gioco, non per se stesse, ma per fare il bene della comunità in cui vive e in cui ha deciso di vivere con la sua famiglia. Ecco, Scotta, lei prima diceva... Posso dire una cosa sì, che ho sentito prima, en passant, e non volevo disturbare la mia collega qua. Pensa che nel nostro gruppo Lega ho un alunno che quando era a Cappella Maggiore, che facevamo le prove di consigli comunali, cose di questo genere, lui ha fatto il sindaco e si ricordava ancora, e quando ci siamo visti e incontrati ha detto: si ricorda che io ho fatto il sindaco a Cappella Maggiore con la scuola media e quant'altro. Sì, e adesso è candidato allora nella lista. È candidato con noi nella lista Lega, è anche giovane perché ha un po' più di 20 anni. Sì. E diceva prima ripartiamo da qui, adesso non ricordo precisamente ripartiamo lo da qui. Ok. Ripartiamo da dove abbiamo terminato. Citava no? Palazzo Piazzoni, ma poi... Ma non solo Palazzo Piazzoni, che l'attuale amministrazione si è accorta che aveva 2.700.000 in regione che stavano per, non dico scadere perché erano stati dati nel contratto di quartiere, ma ce n'è un altro progetto che nessuno si è più dimenticato dopo di me, che c'era un finanziamento. C'è il retro della scuola Paravicini che deve essere rimesso a posto, quindi con una grande pista magari per pattini. I soldi devono essere ancora a Venezia e quindi appena potremo
andremo a recuperarli, Quindi sarà un ma impegno. soprattutto il Palazzo Piazzoni diventerà un centro nominato Tito Tolot, ma con tutte le aspettative che lui avrebbe avuto piacere. Lo potremmo chiamare, con termine ormai troppo usato, co-housing, ma co-housing per figure, persone sole di una certa età che non ce la fanno più a stare in casa, quindi hanno bisogno di compagnia, hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di mangiare, e non sarà solo questo co-housing del Palazzo Piazzoni, ma cercheremo di mettere insieme altre realtà seravallesi per creare come la realtà che c'è a Treviso, IRSE, che io sono andato a visitarla, ma se avessero fatto i piazzoni subito saremmo stati noi a partire per primi, non tanto il Treviso. Ci arrivano le prime domande. Chiedono a lei, Scottà, che ci dice della Mafil col senno di poi? La Mafil è stato un oggetto che abbiamo studiato, valutato e approfondito, dove abbiamo fatto un progetto che l'abbiamo mandato nuovamente ai contratti di quartiere dopo, che avevano avanzato di soldi. Quando ho inaugurato l'ospedale, il recupero dell'ospedale, mi trovo un funzionario del Ministero che si presenta. Io sono un funzionario del Ministero e dovevo salire, quindi nessuno mi ha invitato, ma mi presento io. Scusi, per quale motivo? Ho due cose da dirle, una buona e una brutta. Mi dica la brutta, gli ho detto subito. No? La bella gli ho detto. Sapete che voi, dopo aver vinto il primo contratto di quartiere, 9 milioni di euro, che avete fatto questo impianto, che sono venuto a vedere perché siete stati uno dei comuni che hanno utilizzato subito le cifre per realizzare qualcosa. A parte questa vostra capacità, il progetto che ci è arrivato giù al Ministero è stato il primo a essere... Avevamo il primo progetto approvato, finanziato. Purtroppo dopo è successo che qualcuno, un Di Pietro, ha bloccato questo secondo progetto di quartiere e quindi abbiamo perso i soldi e anche l'idea. Ma l'idea era sulla Mafil. Là doveva diventare un centro nevralgico di tutte le attività comunali, soprattutto che riguardavano, per fare l'esempio, l'urbanistica, i lavori pubblici, tutte quelle cose del territorio che portavamo là. In centro lasciavamo la segreteria, quelle cose che servivano alla gente, l'anagrafe, i vigili e quant'altro, ma là volevamo stabilire tutto quanto il nostro la parte tecnica operativa. Parte tecnica operativa. Mi ricordo ancora 100 metri di uffici, tutti trasparenti in vetro, che uno entrava e doveva uscire con la soluzione in mano. Però di tutto questo non si è fatto nulla no, e oggi rimane un contenitore. C'è mancato il finanziamento. Voi nel vostro programma... Non è facile dare un programma a quel contenitore se non avessi fatto un progetto importantissimo che ci ha permesso di ottenere il primo premio. Sì. Purtroppo è grande la struttura, è impegnativa e la creatività nasce sempre, basta averla. Quindi le idee non sarà una priorità per il Comune, perché in 5 anni non è che si possa fare tutto. Io ho avuto l'opportunità di fare altri 5 anni, quindi ho dato... Però la Mafia era un punto strategico che portava tra San Giacomo e Vittorio Veneto una realtà, una struttura pubblica che poteva fare del bene a tutti. Dopo tu lo sai che io ho toccato anche il monastero, quindi lasciamo stare questo problema. Allora, da casa un complimento arriva per Riva, dice: al giorno d'oggi, dice un telespettatore, è sempre più raro trovare gente disposta a mettersi in gioco. Allora mi collego qui ad un'altra domanda che arriva da casa. Ad ogni tornata, la pongo a lei Riva, ad ogni tornata amministrativa ogni forza politica è sempre molto propositiva, poi tutto cade nel vuoto e molto spesso quanto fatto da una parte politica viene smontato dall'altra. Non si dovrebbe essere più lungimiranti e portare avanti quanto di positivo già iniziato dalle precedenti amministrazioni? Siccome lei non l'ha fatta l'amministrazione, ma posso però... Vuoi dirla? Sì, io dico il mio pensiero. Siamo una squadra, quindi ognuno mette insieme le sue competenze.
Io credo sì, che sia un errore in qualunque ambito della vita buttare tutto quello che è stato fatto in passato. Dal passato si imparano gli errori, si cerca di non commetterli più. Ci sono sicuramente però degli aspetti, delle idee positive che vanno portate avanti. Io faccio l'esempio, ero a San Giacomo sabato con mio figlio e il papà. Il papà sta gestendo casualmente il cantiere per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quello è un progetto da portare avanti perché io lo scorso anno sono stata in Egitto, anzi da potenziare, e sono rimasta colpita, meravigliata dal fatto che in Egitto ovunque non c'erano le barriere architettoniche, tu andavi al mercato e avevi le rampe ovunque. Ho detto, caspita, c'è molto da imparare, quindi quello che di buono c'è non va mai buttato via. E bisogna essere propositivi, ovviamente ciascuno ha le proprie idee nel rispetto di quello che c'è stato in precedenza. L'obiettivo è non criticare ma mettersi in gioco per migliorare, mettersi, ascoltare, che è la prima cosa, Sì. non pensare di calare dall'alto idee perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ascoltare e fare quello che si può con i contatti, le relazioni e la capacità di fare rete e di ottenere finanziamenti, fare squadra e avere la capacità anche poi di mettere a terra le idee. Per metterle a terra ci vuole la capacità economica, lo può fare chi ha le relazioni e lo può fare una lista che rappresenta chi governa la regione e che ha esponenti che rappresentano chi è al governo. Questo è un canale che facilita tantissimo le relazioni e le possibilità Facciamo di parte fare di nel qualcuno. concreto. Non siamo figli abbandonati. Sì. E venendo al vostro programma, possiamo dare una priorità in un ambito a vostra scelta, dal sociale all'ambiente, alle opere pubbliche, alla sicurezza? Cosa secondo voi... Ho già capito. Io volevo dire che quelle che ho fatto io se le sono dimenticate qualcuno, no? 3 amministrazioni dopo. Però io appena su, mi ricordo che c'era Villa Papadopoli, tra l'altro, che il sindaco Tony Della Libera con la sua amministrazione aveva fatto un progetto di recupero del tetto perché non crollasse tutto. Cosa devo fare? Abbandonarlo? L'ho portato avanti fino al compimento dell'opera programmata. Se anche gli altri avessero fatto altrettanto su quell'importante lavoro che abbiamo fatto a Serravalle, avremo una Serravalle ancora migliore e anche molto vissuta. Come programma, tutte quelle cose che vediamo brutte in giro per la città, e quindi non sto qua a elencarle, decoro luci, in generale. abbattimento delle barriere architettoniche, strade, asfalti, non andrò mai a fare una riga bianca sopra un buco per coprire il buco. Purtroppo abbiamo visto anche questo ultimamente per la città. Vabbè, si vede che i bianchini sono scivolati, ma tante altre cose, l'ambiente, che abbiamo un ambiente abbastanza pieno di frane, che è tutta la parte di Formeniga e Carpegi, che è quella parte là. Progetti ce ne sono un sacco, fatti da tutte le amministrazioni. Io 5 anni fa, quando è andato su Miato, ho chiesto alla mia funzionaria all'urbanistica di farmi vedere i progetti che avevamo realizzato noi in quei 10 anni. C'era la tavola piena. E quindi ho detto mettili via, non voglio neanche guardarne nessuno, ma ce ne sono finché vogliamo, quindi pensare potrebbe essere pensare pensando soprattutto a dare la stessa capacità di vivibilità a quelle persone in difficoltà o a quelle persone sole, a quei ragazzi che cercano una motivazione per passare la giornata o uscire la sera in piena sicurezza, e a quei ragazzi soprattutto diversamente abili che un giorno in questo periodo hanno le loro difficoltà, ma avranno ancora ulteriori e forti difficoltà quando non avranno più i genitori. Quindi per il dopo di noi sarà un mio impegno fortissimo, e hai visto con chi mi sono presentato. Allora, il tempo intanto stringe perché sono già le 22:35, corre. Se vuoi salutarmi. No.
No, chiedo a Riva, ecco, visto che lei è anche mamma, per i giovani che cosa poter fare, cosa potrebbe fare la futura amministrazione? C'è molto da fare, sicuramente il mio pensiero anche per deformazione professionale va ai giovani meno fortunati, quindi un'attenzione altissima al disagio giovanile, all'ascolto di quelle famiglie che in questo momento e dopo il Covid sono purtroppo esplosi i disagi sociali a tutti i livelli. Io vedo mamme disperate, io sono una mamma fortunata, lo ammetto, e è doveroso però da parte mia, da parte di chi è più fortunato, pensare anche a chi lo è meno. Bisogna assolutamente attivare sportelli d'ascolto, la sanità pubblica non ce la fa più. Bisogna attivare altri canali per prevenire il disagio giovanile, perché togli un ragazzo dalla strada, lo recuperi, lo riabiliti attraverso lo sport. Ci sarebbero molte cose da dire, so, il tempo è poco, però lo sport è un altro elemento sul quale, un altro aspetto sul quale puntiamo molto. Cosa si può fare per i giovani? La sicurezza in primis, il mio pensiero quando mio figlio esce, stai attento, eccetera. E lì torniamo al programma del sindaco Braido, la sicurezza. Quindi, ma non solo per i ragazzi, ma anche per le donne, la libertà di muoversi all'interno della propria città senza il timore di cosiddette baby gang, quindi una città sicura. Regala ai ragazzi la possibilità di muoversi in serenità senza avere paura o limitazioni, perché ne hanno già viste e vissute abbastanza. Vanno creati per loro degli spazi in cui si possono esprimere, possono uscire da quel malefico fenomeno dell'ikikomori con i ragazzi alienati dai cellulari. Bisogna lavorare assolutamente per creare dei contenitori che li portino e li facciano ritornare alla convivialità, a vivere la città. Noi abbiamo in tranquillità, come l'abbiamo in tranquillità, vissuta. abbiamo in squadra un ragazzo giovanissimo che gestisce il Cinema Verdi. Che è quello che dicevo prima. Mio figlio lo frequenta, c'è un ritorno anche a questa, almeno vedo il gruppo degli amici di mio figlio, un ritorno a questa aggregazione. Sì. Domanda flash per lei, Scotta, arriva sempre da casa. Si ricorda, dice questo telespettatore, che lei ha comprato l'area Rossi a Ceneda di fronte al Papadopoli per creare il parcheggio che doveva liberare Piazza Duomo dalle macchine. Sì. Perché, chiede il telespettatore, 4 giunte leghiste non hanno realizzato questo parcheggio? Tale Michele da Ceneda. Ma io ho già spiegato all'inizio, le cose che ho lasciato non sono state seguite da nessuno per 15 anni. Adesso è inutile che si venga qua a dire facciamo questo, facciamo quest'altro, facciamo il Palazzo Piazzoni, potevate farle prima, scusate. Il tempo passa e noi non godiamo di quello che possiamo avere. Quindi 15 anni sono tanti. Che le persone che hanno fatto ciò ci pensino. Siamo già alle 22:39, quindi... Facciamo ancora 10 minuti? Non so. No, è per la par condicio questo. Quindi faccio l'ultima domanda, se d'accordo, alla candidata Riva. Perché Sfrutti troppo la candidata. Spazio alle donne. Perché l'8 e il 9 giugno votare per la lista Lega? Votare per la Lega perché io ero già convinta di volermi mettere in gioco ora che ne ho le possibilità. Quando poi ho conosciuto il candidato sindaco Braido mi sono convinta ancora di più, perché dietro una persona risoluta ho trovato in realtà una persona estremamente umana, estremamente competente, ha 3 lauree, è un avvocato penalista, sa come muoversi e al di là di quelle che sono le promesse elettorali è una persona concreta che parte dal vivere quotidiano, dal decoro. Mi è capitato l'anno scorso, vengono a trovarmi degli amici, mangiamo il gelato
il cestino della piazza è pieno e trabocca di coppette. Si deve partire dalle piccole cose, dalle asfaltature. Non ci sono più cestini per la cacca dei cani? Sono più cestini, si parte dalle piccole cose, dal vivere quotidiano, sicurezza, decoro pubblico, vicinanza alle persone, anche ascoltare. Lì c'è tanta voglia di ascoltare nella nostra squadra. Dall'ascolto si raccolgono tanti dati, si fa tanta statistica e si può andare ad agire laddove alla popolazione serve. Questo credo sia essenziale, ascoltare e agire, parlare, chiacchierare poco e fare tanto. Una cosina. Al volo? Al volo ho intenzione, ho l'idea, valutando l'opportunità di farlo, di istituire i vecchi quartieri, non i gruppi, ma di mettere un controllore del comune che presidi questi quartieri e che porti tutte le informazioni di cose. Intende un consigliere comunale? Un controllore? No, una persona ad hoc che fuori da tutte le politiche faccia qualche piccolo lavoro e che informi soprattutto di dove ci sono incidenti, e una squadra di operatori che il comune non c'ha, che intervengono subito su quelle piccole cose, perché se le recuperi subito non costano nulla, ma se dopo devi rifare la piazza per aver aspettato troppo tempo vengono fuori milioni. Quindi questa è una nostra idea di velocità per quanto riguarda i problemi del decoro urbano della città. Grazie alla lista della Lega, qui rappresentata da Giancarlo Scottà ed Eleonora Riva, e vi ricordo in chiusura i prossimi appuntamenti con La città che vorrei, quindi martedì 21 maggio alle ore 21 in diretta e in presenza nell'aula magna del seminario vescovile, il confronto fra i 4 candidati sindaco. Poi il prossimo appuntamento con La città che vorrei, conosciamo le liste, giovedì 23 maggio, inizieremo alle 21 con la lista Forza Vittorio, ospiti qui in studio Michele Toffoli e Rossella Florean, proseguiremo alle 21:30 con la lista Posocco Sindaco con Antonella Caldart e Marco Cagliandro e chiuderemo alle 22:15 con Rete Civica per Vittorio Veneto con Luisa Camatta e Carlo Casagrande. Sono le 22:42 e vi saluto e vi auguro buonanotte. Alla prossima. Altrettanto. Martedì 21 maggio alle ore 21, speciale La città che vorrei, il confronto tra i candidati organizzato da Oggi Treviso e la Tenda TV. Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta, Gianluca Posocco. Uno di loro sarà il sindaco di Vittorio Veneto. Martedì 21 maggio alle ore 21, in diretta dall'aula magna del seminario vescovile di Vittorio Veneto, naturalmente sulla Tenda TV.